Salve e bentornati al TG della riserva di Biosfera. A Lodè, grazie al progetto Sintesa del Comune di Lodè e del CEAS Montalbo, proseguono gli incontri con artisti e artigiani locali. Nel corso delle attività programmate si è più volte sottolineato come la riscoperta dell'artigianato permetta di accostarsi agli antichi mestieri, con un punto di vista differente, consentendo di mettere in evidenza come queste maestrie nascono innanzitutto dalla fantasia di veri e propri artisti, che trasformano il loro amore e la loro passione per il proprio lavoro in arte. Qualche giorno fa è stata la volta dell'incontro con Pasquale Farris su Mastro Erreri, in pieno centro storico lodeino, che ha spiegato tutta la procedura della lavorazione del ferro, della creazione del carbone dall'erica scoparia all'accensione del fuoco e alla battitura del ferro caldo. Spiedi, ferri di cavallo, roncole e decorazioni artigianali i suoi manufatti. Entusiasmo alle stelle da parte dei partecipanti nel provare la forgia per attizzare il carbone o nel battere il ferro caldo posto tra l'incudine e i colpi del martello. Diamo la linea ai nostri inviati che ci racconteranno di questo incontro. Buongiorno a tutti, oggi siamo a Lodè da Pasquale su Mastro Erreri. Buongiorno ragazzi, benvenuti nella mia officina, nel mio laboratorio. Quando hai iniziato a fare questo mestiere? Io ho iniziato dall'età di 7-8 anni. Mio padre faceva il fabbro, io quando uscivo da scuola invece di stare in giro andavo a guardare mio padre quello che faceva lì all'incudine. E così pian piano ho imparato a fare questo mestiere. Come viene lavorato il ferro? Adesso vi faccio vedere tutta la procedura. Qual è il segreto di questo mestiere? Il segreto è la passione, perché se non c'è passione non si va da nessuna parte, ci deve mettere il cuore a fare questo lavoro e penso anche agli altri lavori. Dal ferro che cosa si ricava? Un po' di tutto, dipende dal ferro che hai in mano, puoi fare di tutto, fai delle creazioni, ci deve essere un po' di fantasia quando c'hai il ferro in mano. È molto difficile ricavare questi oggetti. Beh, quando sa il mestiere non è che sia difficile. Difficile è impararlo perché ci vuole tempo a fare questi lavori. Di solito che cosa ti chiedono di fare? Mi fanno fare anche dei disegni, delle creazioni, questi in ferro battuto, capito? Queste esse qua, per le ringhiere, per i cancelletti che si usano adesso in ferro battuto, capito? Infatti il ferro si va quando Il ferro deve essere battuto quando è rosso, non quando è freddo. Dai, sì. Dai, gira. Ma prendilo qua, no, ecco. E il calo? Basta. Ecco. Che cosa? Ringraziamo Pasquale per averci fatto fare queste cose e ora diamo la linea allo studio. È tutto per questa edizione del TG della riserva di Biosfera. Da parte nostra la più cordiale giornata.